Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Catanzaro hanno fermato 3 uomini per il duplice omicidio dei gemelli Vito e Nicola Grattà, avvenuto l'11 giugno scorso a Gagliato. I 3 indiziati sono Alberto Sia e Patrick Vitale, entrambi 26 anni, e Giovanni Catrambone, 22 anni. I 3, in concorso tra loro, avrebbero partecipato all'ideazione ed all'esecuzione dell'omicidio dei gemelli Grattà, maturato nell'ambito della guerra tra cosche per il predominio del territorio, esplosa all'inizio di quest'anno nel Basso Ionio catanzarese e che annovera tra le vittime anche Vittorio Sia, padre di Alberto. Un arresto ed 1 chilogrammo di cocaina sequestrata, il bilancio di un'operazione svolta dai carabinieri nell'ambito del contrasto al narcotraffico gestito dalle cosche dell''ndrangheta della fascia ionica Regina. I militari ritengono di aver individuato un canale di rifornimento di cocaina nell'area di Africo. In manette è finito Giuseppe Cava, 29 anni, già noto agli inquirenti. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati anche un bilancino di precisione digitale e 100 grammi di mannite bianca. Ci sarebbero dei punti di contatto tra l'inchiesta Meta, che ha portato in carcere 42 persone a Reggio Calabria, e quella lombarda, che ha decimato il clan De Stefano. Il clan Regino teneva in mano centinaia di imprenditori con l'usura e cercava di infiltrarsi negli affari milionari dell'Expo 2015 che si terrà a Milano. Le indagini sono coordinate dalla DDA del capoluogo lombardo e gli inquirenti sottolineano la presenza massiccia dell''ndrangheta anche nell'economia legale del nord. Si difende e contrattacca il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che parla anche dell'operazione Meta nell'intervista concessa a Klaus Davi, intitolata Klaus Condicio. Io vado, ha detto Scopelliti, alle feste a cui mi invitano. Il riferimento era alla partecipazione alla festa di Domenico Barbieri, coinvolto nell'inchiesta. Gli attacchi nei miei riguardi, ha detto ancora il presidente, dipendono dal mio rigore. Inoltre il governatore ha ribadito la sua fedeltà a Berlusconi, con buona pace di Fini. Io denuncio, e questo è il titolo del patto che sarà firmato nella prefettura di Crotone il prossimo 6 luglio. L'accordo sarà siglato alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Interno Francesco Nitto Palma, dal prefetto Vincenzo Panico, i rappresentanti degli enti locali, il presidente della Camera di Commercio Roberto Salerno, i presidenti degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria. L'intento è quello di incentivare le iniziative di contrasto ai fenomeni estorsivi. Firmata a Cosenza un'importante convenzione tra la provincia e l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per l'utilizzazione gratuita del parco plurisensoriale Sensopolis. La struttura è un nuovo spazio con percorsi olfattivi, percorsi uditivi ed altro ancora, ricco di stimoli, che permetterà alle persone con difficoltà fisica e sensoriale di poter vivere nuovi momenti di crescita culturale. A firmare la convenzione il presidente Mario Oliverio e il presidente della sezione di Cosenza dell'Unione Ciechi, Pietro Testa. Sono state presentate dal Comune le iniziative in occasione dei 40 anni dalla rivolta di Reggio Calabria. Tra le più significative un convegno sulla democrazia con riflessioni e testimonianze che si terrà il 14 luglio alle 18 al Palazzo San Giorgio nel Salone dei Lampadari. Previsti gli interventi di Giuseppe Raffa, Giuseppe Morabito e Giuseppe Scopelliti. Alla presentazione delle iniziative anche il sindaco della città dello Stretto. Il Comitato Acqua Bene Comune di Catanzaro ha presentato ieri una festa per la difesa dell'acqua, che si terrà domenica 4 luglio a partire dalle 18 a Villa Margherita. È un'iniziativa che conclude la prima fase della campagna referendaria L'acqua non si vende, iniziata lo scorso 25 aprile. Ci sarà spazio per lo sport, il cinema, il teatro in vernacolo, la musica live. Presenti anche stand di associazioni no profit che hanno aderito alla giornata. In Italia sono sempre più numerosi i casi di truffa nei confronti degli anziani. A Catanzaro è stato presentato un Non ci casco, piccolo manuale redatto dal sindacato pensionati della SPI-CGIL in collaborazione con la Federconsumatori, con il sindacato lavoratori di polizia e con l'Auser. È utile per difendersi dai cosiddetti signori delle truffe. Il semplice vademecum, che vuole essere un vero e proprio supporto ai pensionati, racchiude in poco più di 30 pagine numeri e consigli preziosi per non farsi raggirare.
Dal Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria dal 4 al 13 luglio 2010, 10 giovani attori sotto la guida di Rodolfo Chirico parteciperanno all'iniziativa Workshow Laboratori Creativi in Rete nell'ambito del progetto Italia Creativa. Il progetto, presentato dall'assessore all'urbanistica Demetrio Porcino, sostiene ed incoraggia la creatività, offrendo concrete opportunità ai giovani italiani che operano nei diversi settori delle arti e dello spettacolo.